Sì, io ringrazio veramente tutti i professionisti, infermieri, medici per il grande lavoro fatto, e ringrazio anche ovviamente i CUP manager, cioè i nostri operatori che ogni giorno quotidianamente cercano di dare risposte ai cittadini. È chiaro che è un lavoro importante, e io ringrazio anche la Regione perché effettivamente ci ha dato una mano anche dal punto di vista economico, mettendoci veramente un impegno forte che ci è servito ad arrivare a questo grande risultato, che è quello di riuscire ad abbattere le liste d'attesa dell'87%. Abbiamo ancora molta strada da fare, però vedo veramente il bicchiere mezzo pieno, perché effettivamente il risultato c'è stato. Ecco, a preoccupare però è l'aumento delle prescrizioni, almeno nei primi 5 mesi di quest'anno. Sì, la tendenza è del 17% in più, che per noi US2 vuol dire 571.000 prestazioni in più all'anno, che è un peso oneroso, però contiamo anche questo di affrontarlo, magari con l'aiuto di nuovi specialisti che arriveranno a fine anno, all'inizio del 2025 nell'US2.